Io sono convintissimo che riusciremo a farla, e ne ho parlato anche oggi con il Ministro per gli Affari Regionali Boccia, gli ho spiegato quanto importante è per il Veneto l'autonomia e che cosa vuol dire per questo territorio. Nemmeno il tempo di giurare davanti al Presidente della Repubblica che il neo ministro veneto ai rapporti con il Parlamento ha già portato l'autonomia regionale all'attenzione del nuovo governo. Un esecutivo in cui l'onorevole D'Incà crede molto perché è puntato più sul fare che sull'apparire. È un governo assolutamente giovane, l'età media è 43 anni, io ho 43 anni, dove c'è tantissima volontà di far bene, dove c'è la volontà di costruire ponti e di abbattere muri, perché vi è un clima in questo paese di odio che non va bene, insomma, deve cambiare assolutamente, bisogna riportare al centro la buona politica, quella della discussione, anche del compromesso basso rialzo, in cui le persone si siedono a un tavolo e trovano delle soluzioni e non le trovano invece magari davanti a un mojito o al papete, ma invece si trovano dove serve a dover parlare e a trovarsi con delle soluzioni adeguate per i problemi dei cittadini. Ministro che sottolinea come il nord-est sia comunque ben rappresentato. Perché vi sono io i rapporti al Parlamento, come sottosegretario del Presidente del Consiglio vi è Riccardo Faccaro, che è nato appunto nel Trevigiano, e poi di Trieste vi è Stefano Patonelli, che è il Mise, quindi siamo sicuramente ben rappresentati. Il messaggio comunque ai veneti è chiaro, si porteranno a compimento gli obiettivi dichiarati. C'è il desiderio di immediatamente mettersi all'opera per aiutare le imprese e le famiglie, lavorare in maniera tale da poter portare a casa il taglio dei parlamentari già nel mese di settembre e quindi insomma dare conferma di quello che abbiamo detto all'inizio del mese di agosto, cioè la volontà di dimostrare che la lotta ai costi della politica continua ad essere un faro principale per il Movimento 5 Stelle. Il tutto con serietà che un ruolo come quello di guida dello Stato richiede. Quello che si vuole avere in questo momento è la pacatezza, la cultura di trovare le giuste maniere, i giusti modi che il Presidente Conte ha fatto vedere soprattutto nell'ultimo mese. Ecco, la figura che io oggi, con cui mi sono potuto così salutare, confrontare, ascoltare di più sono il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Io credo che quelli siano l'esempio di un'Italia che in silenzio lavora, un po' come fanno i veneti.